Amici sportivi, ben chiattats, sinchi con contadis la nostra trasmissione marilenghe li che linga conosci i personaggi del sport in Friuli. Che pontate qui ovin un dei balloners più importanti che vengono giù di Chiarnie, è vero Leonardo Cultiula, buondì. Buondì, intanto buondì a tutti, sì. È vero? Nasciuto a Socleve, Chiarniel, dopo sono andato un T14, poi sono andato a Glemone a Disagn, la femmina di Tarvisio, sono stato a Udin, per cui un po' girato tutto il Friuli. Al tendogno, insomma, tutto il Friuli, tutta la Chiarnie. A Salisbury di Savè, perché che ha avuto che passione per il ballonchi? C'è moltissimo nasciuto. Beh, ormai quindi tornare un po' agli anni che eri in giovani non, che a volte noi che tu avevi tutte le attività, che anni frus di come le possibilità, si in tanti in Chiarnie, le robe sarindò, sotto l'avi a correre per i pras, o qui che aveva la possibilità di avere un ballone, tu ti mettevi in place e tu giochi a ballone. Per cui i disegni sport che tu potevi praticare tutto all'era il ballone. Dopodiché, quando sei venuto a Glemone, ho cominciato a giocare come tutti i frus, la passione è cresciuta, mi piaceva specialmente il ruolo dal portiere, ho cominciato per divertirmi e dopo di lì, bel plan, i robi sono venuti di bel soldi. Insomma, Coltiula aveva anche un nome importante, insomma, tra sport in Chiarnie, vino anche di qualche dato dalla sua carriera, in modo di capire ciò che l'ha fatto durante l'estate, Glemone e dopo. Beh sì, ecco, dopo Glemone sono andato a Udin, ho fatto l'Udinese, ho cominciato con le primavere dell'Udinese, e ho fatto 4 anni a Udin, dopo sono andato a farmi come sul DVS a Tor, sono andato in C2 a Montebelluna a fare un campionato, avevo di rientrare all'Udinese a fare il secondo, dopo un po' di vicissitudini, come succede nel mercato, e mi sono chiamato a Trieste, dove che disegna le che gioca di più, ho vinto un campionato di C1, ho fatto la Serie B e tutto. Dopo ho fatto in un po' di C a Gubbio e dopo per finire, che a volte si finivano tipo i giovani di Cumò, e hai finito tutti i 2 anni a Sevean, fatto l'interregionale, la Serie D di Cumò a Sevean, e dopodiché ho cominciato a pensare, dato che mi piaceva, di cominciare ad allenare, per restare sempre che smonta qui, insomma, ecco. E lì comincia un'altra parentesi. Appunto, ma fai venire in pittà dopo dalla parentesi di allenatore, ma io restare un momento su che di Zuiador, quindi di portiere. Un Giarniel di Socleve a Trieste, Simon Clerie. Non era facile, anche perché disegna ai teams il campanilismo era in timo più grande forse che non come, per cui coros eccetera eccetera, però che là era una buona colonia di furlans a Trieste, perché oltre che io all'era Cinel, all'era Bivi, all'era Papais come allenatore, all'era Ferrari, per cui disegni erano quasi più furlans che no, o che aveva lavorato dall'Udinese che no disegni triestins. Non vi mai ti dico la verità, ho avuto problemi di nessun genere su queste nostre furlanità portate a Trieste, anzi mi erano abbastanza veduti bene, anche probabilmente per questi modi di comportarsi e tutto. Sicuramente ogni tanto stadio dopo la domenica, quando ti piantavi in chi non salta friulano, tu eri sempre in difficoltà, te logicamente non mantenevi le sue origini se non saltavi di sicuro. Va bene così. Saltonassi da Urcumo, partendo di Sipi di Socleve, al fare le stesse decisioni, ti ha preso le stesse decisioni di là, non sai, a Gubbio piuttosto che a Montebelluna che parlare, o al fare robe diverse? Allora, da quel periodo storico lì, noi che tu potevi decidere tutto anni fa. Tu eri non è come il ballone era un grande diverso, tu eri di proprietà della società e la società decideva ciò che tu eri di fare. Non dopo aver fatto appunto la nostra carriera è stata a Chiaval, legge Bosman, poi stati Prince Vinqui, questi robi schi. Allora è normale che dopo col senno di poi tu puoi CPD va riscambiata, però se a quel momento si fa determinati scelte, tu sei fatto perché tu eri convinto che fosse giusto. Sicuramente i suoi entrati in certe situazioni che non sono state la fortuna non è mai avuto il call per poter continuare. L'unico che può dare dire è potuto continuare a giocare in Timò invece che decidi di smettere a vonde giovani. Ecco, un'altra curiosità che mi viene in Tacchiare Scumò è
se in tanti, anche degli anni, anche dal suo periodo, tanti giocatori hanno provato a fare anche una carriera di professionisti, quali sono i più importanti o che si riguarda con più facilità? Beh, i due che come mi vengono in chiaro, logicamente Maurizio Ganz di Tarvisio, che forse sta lato chiati, Livei, Nisin de Chiarni e poi dopo l'area Urban, dopo l'area Polonia, che l'ha proprio cominciato con non a Cleto Polonia, l'ha cominciato con me proprio a Trieste, lui all'era, la diversità, diciamo, sono in carriera, lui non giocava neanche in primavera, e è venuto a fare degli allenamenti con non in prime squadre, e l'ha esaurito in prime squadre, non giocava in primavera, giocava in Serie B, di lì dopo lui l'ha fatta anche lui la sua carriera, Nisin che mi sa me che sono là in davanti, che mi viene in Italia come non vuole smettere nessuno, sono chi, ecco. Sì, però insomma, che ha fatto una buona carriera, che l'ha in davanti, che insomma, dal mondo del ballone, è conosciuto, è arrivato a Falk, ecco. È un monte magari poco conosciuto al di fuori dal Friuli, però il campionato Carnic, piuttosto che tutti che in realtà so chi, hanno passione, sì, che proprio da Chiarni ha passione per il ballone, è vero? Sì, io quando sono a Torlo porto sempre ad esempio intorno per l'Italia, no, di questo campionato che è un po' particolare, perché è l'unico campionato che si fa in estate. Io gli ultimi anni, dopo quando vedi smetto di giocare, sono andato anche io a divertirmi a giocare lì. È un campionato particolare, sin tutto, e già che è il tipo arte che ha un al di più in confronto magari a qualche altro che ha sin tutto come tipo di sport, il ballone, come che ripetiamo, anche perché giocare a ballone, tu arrivi un Prata, Falk, grandi altre strutture magari non sono per arrivare a creare altri tipi di sport, per cui già arrivare a creare in una zona come che dichiari un campionato così è una roba importante, perché vuol dire muovi un gruppo di int la domenica o il periodo estivo che va a fare sport. Ha dato chiaro lui la primavera, ma anche la prima squadra, insomma, da Ludin c'è ambiente ledi al Chelsea di qua di quel periodo? Beh, un bel periodo per cercare l'Udinese che cominciava a diventare l'Udinese importante, che dopo come disinta gli ultimi anni è stato Heinz in cui era arrivato Zico, per cui col quale ha avuto un gran rapporto, anche perché è sint il tiers sportivo delle prime squadre, era quel che aveva di là con lui a farlo allenare sulle punizioni, per cui con lui aveva un gran rapporto, perché si chiamava un gruppo di team insieme a battere queste punizioni, i rigori, che lui si lava ad allenare. Allora era un bel periodo perché il calcio cominciava a diventare importante, anche a Udine si cominciava a avere un certo tipo di ballone, si lava a fare tournée, si girava tutta l'Italia in una maniera importante di fare ballone, per cui è stato un periodo, un gran bielo, un gran importante per me lì, per dei conosciuti, io lo stimi e continuo i miei allenamenti a riproporre tanti robe, Soldan, che è stato il mio primo allenatore importante, il mio primo maestro proprio per fare il portiere, ecco, dopo quel che aveva vivuto a Glemone. Per cui sono riguardi importanti, cioè un ballone diverso di quel di Cumò, però che ti lasciava tanto dentro. Quindi le punizioni di Zico, se era tan bravo Zico, era perché era allenato di Leonardo Cotiuda, è vero? Di sì, io la vi lì tante volte si fa la comparsa, cioè dicevi sempre, tu ti tuffavi stand, ma tu ti tuffavi stand di band, perché realmente aveva una qualità che era impressionante. Logicamente diventava importante anche per me perché era un allenamento al di sopra forse anche delle mie possibilità, perché realmente potevi metterti a confrontarti con lui. Diventava bello perché dopo è diventato un bel rapporto, perché da svolti appunto mi diceva che il tirava proprio perché io potevo anche anticipare, partire prima perché lui si allenava, cioè era diventato anche tra di noi un bel dialogo, per cui c'è che lui aveva bisogno e io cercavo di metterlo in pratica, a me logicamente mi aveva bene per poter migliorare, per poter crescere, che l'età non sono giovane, avere queste possibilità,
e sta ad ogni persona di quel tipo lì, sicuramente ti arricchisce tantissimo. Il titolare della Corna, Corti? Noi siamo arrivati dopo della Corna, io l'ero Corti e dopo l'ero stato Brini. Quindi con Borin che faceva disegni il secondo, dopo sono arrivati in Diabate, che io avrei saputo appunto di rientrare e fare il secondo a Bate, sono succedute determinate vicende a livello societario, per cui dopo io sono là. La miglior partita che la Zuial che si ricorda? Ma io mi pensi sempre un Triestine-Lazio a Trieste, là che realmente alla salvato. Ha fatto una bella partita, insomma è finito quando tu sei stato tra gli applausi della gente, però una di queste che realmente mi ricorda contro una Lazio che è volta in B, che aveva vinto il campionato, che l'hanno realmente una grande squadra. Insomma. Oh bene, e adesso con che informazione qui si ferma in un momento per pubblicità, torniamo subito dopo con il signor Cortiula per la favela della sua carriera come di allenatore. Ferti. Per chi che si tornasse con Leonardo Cortiula per favela proprio della sua carriera di allenatore. Però prima di cominciare a favela di allenatore, io hai sempre delle domande, perché con tutti che sanno di ballone mi dicono sempre, un buon portiere, al salire un buon portiere, fa sempre guadagnare a manco un 5, 6, 7 punti alla squadra in l'arco di un campionato. È vero che roba chi o no? Beh, sicuramente sì, cioè un portiere, logicamente visibile di valutare, c'è il portiere tanti svolti, tu pari, non che tu puoi la fa gol, per cui comunque che fa gol ti fa guadagnare 3, il portiere magari ti fa guadagnare 1, però sicuramente un buon portiere ti porta dei pons e alla fine, non come vi l'esempio proprio del portiere che era Udin Andanovic, l'Inghilterra che sta facendo all'Inter, in che momento Andanovic ha portato tanti pons all'Inter. Sì. E lì alla fine chi è Conti. Sì. Cioè, sicuramente al Conte qui che fa gol si sta lavorando tanto per poter che scalcio spettacolo, per poter fare gol, però dopo vedi un portiere che ti permette di dare tranquillità alle squadre, che tu sai che dal momento di bisogno ti metti sempre il tacon, come si dice in Furlan, all'aiuto sempre, cioè è un grum importante. Ok, allora, mi piace fare così, Cortiula allenatore. Le carriere, cioè, io qualche disegno finì di giocare, ho cominciato al settore giovanile dell'Udinese, ho fatto 5 anni al settore giovanile dell'Udinese. Come allenatore però, come preparatore dei portieri, ormai ho fatto che scelte, ho fatto i vari patentini che si fa, però dopo, nonostante che mi dicevi in chiappa una squadra, io avevo queste passioni, oltretutto, mi piace un gran rapport con i giocatori, con cui che alleni. Fasin allenatore, turisti di spierdi, perché che vi persone di gestire tutte diverse. Lavorando sui tiei 3-4, tu arrivi proprio a instaurare un rapporto più diretto proprio per poter migliorare, per poter far crescere tutto. Per cui ho fatto queste scelte, ho cominciato appunto col settore giovanile dell'Udinese, ho fatto 5 anni lì, e dopo dal 2001 mi ha chiamato appunto Attilio Tesser, che lui al partire per là in Alto Adige in C, e è cominciato, è deciso di partire, mo la duce chi avevi chi, provato a fare queste strade con i grandi sacrifici, realmente de fa me, specialmente all'inizio, perché non sempre tu puoi portare da ore e tutto, per cui la lontananza di tutte le settimane rientrando a casa la domenica sera e ripartendo il martes, però sì, intanto Attilio di Udin, i viaggiavi in quasi, sì, sempre in compagnia, e fatto 2 anni in Alto Adige, dove che viene fatto per 2 anni di fila i playoff, e il secondo anno proprio perduto al 120esimo con 2 pareggios la promozione proprio con Novara, dopo di lì si inlassa a Trieste, infatti 2 campionati di B a Trieste, e dopo di lì si inlassa avuto appunto Cagliari, Ascoli, un'esperienza a Padova, un grum ridotto di un mese, e dopo disin che gli ultimi 4 anni a Novara, dove che disin forse dall'estate il raggiungimento di tutto il lavoro che tu avevi fatto anche te in prima, perché portanti il Novara prima e dopo 35 anni in B, C tornasse a portare in B, e l'anno dopo vincendo i campionati, dopo 55 anni che non facevi la Serie A, sono stati 2 anni veramente bei, intensi, con grandissime soddisfazioni, con tan lavoro da dispendio di energie, però che ti hanno portato a soddisfazioni che realmente non
bisogna provarli per capirli. Tanti volte, quando tu sei dentro tal lavoro, così non tutti ne accorgi di ciò che tu stai facendo, no? Poi dopo dei momenti che tu ti fermi, realmente tu ti ne accorgi, ma anche c'è che ti ridà la in, no? Quando torni a Novara, come in qualche maniera, tu tante indi che ti clama o ti scrivi, realmente che ti ringrazi per tutto che tu hai fatto, quasi hai fatto una roba veramente importante. Ecco. Sono state stati un po' di polemiche, perché insomma, Serie A, insomma, che il ballone al Masane, qualsiasi roba, no? Allenatori, giocatori, insomma, hanno le più forse che facilità di rapporti che si vede magari a livelli più bassi. Però è veramente, insomma, è un'isola quasi di felicità, no, Novara, da quel senso che... Ma sì, non mi fa 2 anni, come alle un momentino di problematiche anche lì, un momentino la dirigenza non si arriva a capire che c'è che voi di fare bene e tutto. Sono stati 2 anni veramente di un'isola felice, che sarebbe stato bello continuare dal punto di vista, diciamo, che si lavorava. Hanno voluto apportare determinati cambiamenti, dai quali in Timone non arriviamo a capire, ma c'è che io porterà o c'è, però sono stati 2 anni veramente, anche là, non in l'Aslandi C a San Siro a giocare col Milan la Coppa Italia, e vi spostate 12.000 persone, cioè per una partita di Coppa Italia, cioè è venuto un entusiasmo, cioè stadio era pieno di famiglie, di frus, cioè realmente sono stati 2 anni, ma di anche l'Andia, nonostante la delusione della retrocessione, perché tutti sono scontrati con un mondo che era completamente al di sopra di quali erano le loro possibilità, però è stato un grandissimo entusiasmo, la INUS ha proprio voluto bene, la INUS ha voluto bene, che lì è stata la roba più bella, probabilmente perché è stato premiato le maniere di lavorare, le maniere di comportarsi anche, no? E anche quella è un po' creata al discorso di Furlan, sì. Cioè proprio hanno riconosciuto non la Furlan, cioè con le maniere di lavorare dei Furlans, di là ponisi a tor, cioè anche vi importate con i nostri mondi Furlan anche in queste realtà ed è stato un grum apprezzato. Ecco. Perfetto. Leonardo Cotiula, come c'è fasi? Leonardo Cotiula, come disoccupato, esonerato, no, comunque che si intornasse a casa, mi sto dedicando in modo di più alla scuola portieri che hai con Daniele Grendene e un altro posto di collaboratori a Tresesi, e vi il punto centrale Tresesi, dove che grazie a Sorrentino vi cominciata a poter avere le strutture per cominciare queste robe, e anche che stanno in 35 tra frus e adulti che si allenano lì. Dopo un altro polo che è quello di Cormons, e proprio voi venite a Baia, che sarebbe un'altra società interessata a chi può dire da una mano per far crescere che giovani, che frus. Logicamente, non con chi fanno le robe, se non voglio arrivare a farli bene, no, di prometti e non farli, allora vi chiamate i teams e i mus per poter arrivare anche su un altro campo. Logicamente, Tresesi, in cui io porto lì, e si sempre lì, in un gruppo di allenatori sul campo, per cui arrivano a gestire tutto, muoversi diventa un po' più difficile poi per teams tecnici. Per cui, disin, come torni a divertirmi con i frus, ma anche con i grandi che vengono lì sul campo, e dopo logicamente sarà un periodo di continuare a aggiornarsi, alla via dice che a fase in che gli altri, sarà a chialare un po' 14 calè, a fare quel che si faceva di manco quando tu lavoravi, cioè la via di partiti, la via di giocatori, a fare tutte queste robe che quando tu sei impegnato e di sussiet, allenare la tua squadra, fare in certe maniere, tu trascorri un po' di più. Insomma, ecco. Il mio portiere che l'ha allenato lì? Cioè, sa può dire un nome, insomma. Ma chiaro, come non sicuramente di dire che è anche tirato su a vonde tutte le proprie Iucani, che come alle a Palermo, che alle arrivate di non, che non giocava neanche in primavera quasi a Palermo, e vi fatto 2 anni meravigliosi, ha fatto una crescita e l'ha guadagnata la nazionale, appunto sei titolare del nazionale albanese, è tornata a Palermo in un'altra realtà, dove che la Serie A si fa un altro muto e tutto,
alla giocata, l'ha fatto secondo me a Vonde Ben che inizio di campionato, disin come non principale, resta lui, può restare parlati di Carini che è un conosciuto, ma l'ha allenato un'esornata a Cagliari, per cui non può portarlo, un altro portiere che mi ha dato grandi soddisfazioni, Carini che adesso è sudamericano, un altro portiere che mi ha dato grandi soddisfazioni, è anche stato Campagnolo a Trieste, là che l'ha fatto 2 anni importanti, anche lui che era un momentino un bivio dice che Salpo deve diventare, no? Dopodiché alla fa di Newf, Cagliari anche lui, Catania, per cui Latin Denan, per cui alle un bel lavoro, ma disin conduit come anche i non di che altri, a partire di Servili all'Alto Adige, a Pinzana, anche a Tres, si è bevuto un gran bel rapporto, mi sin un grum con loro, per cui si è lasciato si è restato in contatto, per cui disin conduit che lavorate, le loro categorie, per vari motivi, si è bevuto un bel rapporto e mi hanno lasciato tanto loro e penso di vedere di altro anche io. Ossia, praticamente iniziare due, ma fai anche un po' di pubblicità. Se lei è un giovane che lavora di venire alla scuola dei portieri, se lei di fa? Noi non abbiamo un sito anche internet, che è appunto con nostri non Cortiula Grendene, o almeno a Tresesi, non allenini il lunis e l'ioibe, al povenire a Vio diciamo che allenini, addirittura non vincoli nessuno. Un addirittura salvendi di fura, una quota che è mensile, per cui al posta un mese, non si chiate bene, non torna, per cui non sono vincoli lunghi, almeno un periodo, se vuol venire anche a fare una prova per chiattarsi, c'è mucalè, almeno tranquillamente, al chiate niestis numers appunto sul sito e già lì alcuni robi sono spiegati, dopo un alven lì sul campo, al prove, al vioce mucche si chiatin, al vioce mucche si chiatin anche un chiatris frus, fortunatamente come ti ripeto, non i rivin anche su questa, avevi a lavorare bene, avere dei frus veramente in gamba, cioè che sono sempre presenti, non manchi mai, sa manchi avvisi, ma non è proprio per problemi che non possono venire o per scuole, perché per non la scuola come di sei è più importante, i balloni, utilizzo robe, poi sono sempre presenti sul campo, per quello un bel lavorare. Per cui qui che vuol venire una scuola che noi vincolate a nessuno, non si può a tresesimi, perché non dà le possibilità, la struttura, perché noi che possiamo importare allenarsi, un prat, qualsiasi, non i segni indipendenza tutti, di nome un servizio a che società che magari per un portiere non c'è il preparatore o per cui che la voglia di far crescere, sono convinto che la nostra esperienza può dare una mano ai loro portieri, non si liberano, loro si allenano con noi e dopo tornano alle loro società senza il minimo problema. Perfetto, e allora vi conosciuto anche la realtà della scuola dei portieri di Leonardo Cortiula, che ringrazio per disponibilità, per simpatie, buone fortune per tutti, magari io dico allenare, magari... Esatto, come aspettare fino a giugno, siamo tranquilli, per cui chiappini questi team, dopo speriamo di tornare a tal, per poi magari a tornare a ripetere o svicinarsi, c'è che era stata fatta a Novara, che sarebbe una roba, un grum importante, però per me l'importante è sempre stare qui frus. Grazie a Leonardo Cortiula e mandi a tutti, mandi amici di Telechiara, si vediamo le prossime volte con Contadis. Mandi a tutti.